lamiere sotto, abbiamo messo una cinquantina di bancali, non trattati naturalmente, poi abbiamo rivestito di paglia e a questo punto pronto il pane e vin. Sono 4 i falò autorizzati dal sindaco in altrettanti quartieri moglianesi. Si potranno accendere roghi a Mazzocco, Bonisiolo, Marocco e Zerman, diluiti in 4 giorni, e i parametri di realizzazione sono precisi e ben definiti. Quelli che abbiamo autorizzato, pane e vin, rispettano delle regole ben precise per quanto a dimensione e per quanto anche a tipo di combustibile utilizzato, quindi solamente legna secca, paglia e basta, che in poco tempo si esaurisce. Il problema, secondo Bortolato, è quello dei roghi abusivi e i controlli saranno inflessibili. Il problema sono i roghi che purtroppo vengono fatti in questo periodo per smaltire ramaglie da tanti cittadini che in maniera abusiva bruciano. Ci sono altri metodi per smaltire rami o fogliame, si può anche usare le cippatrici. In questi giorni la nostra polizia locale è sul territorio e farà dei controlli serrati e chi sgarrerà verrà severamente punito. Pane e vin in sicurezza dunque, e il gran finale è assicurato con l'immancabile festa della Befana e i dolci della tradizione.